Eder. Mac. Pallister. La mattina del martedì 14, poco dopo le 8, lui dice di uscire per andare al lavoro dopo un saluto alla finestra. Rientra nel primo pomeriggio, attorno alle 2, e non trova la compagna. Spiega di non allarmarsi perché il martedì e il giovedì ognuno coltiva le proprie amicizie e capita di pranzare o cenare fuori. Mostra un quotidiano menage sereno, fotografie di vacanze, una casa ordinata. Si dice pronto ad aprire anche cantina e auto di famiglia, dove sono presenti 2 biciclette tipo mountain bike parzialmente smontate. Sostiene che lei sia uscita con la borsa contenente documenti e carta bancarizzata. Aggiunge che il telefono è rimasto in casa. Col passare delle ore cerca un familiare della donna, riceve un messaggio preoccupato di un'amica e, accompagnato da lei e dal marito compassato nelle forze dell'ordine, va a formalizzare la scomparsa. Letta oggi con lui indagato, questa narrazione ha obiettivi chiari. Mostra cooperazione, consegna un quadro domestico rassicurante e offre una spiegazione preventiva al ritardo nell'allarme, le giornate libere. I riscontri tecnici si concentrano quindi su 5 snodi: la coerenza degli orari in laboratorio, i tragitti effettivi casa-lavoro e casa-via Battisti, le cronologie delle utenze di coppia, le eventuali movimentazioni economiche dalla prima parte di dicembre dell'anno precedente ai giorni seguenti la scomparsa e la reale utilità o meno delle biciclette smontate, movimentazioni, spostamenti di oggetti, semplice manutenzione. Il tassello che può alleggerire o aggravare la posizione di lui è il racconto della negoziante del rione. Dice di conoscere la scomparsa da anni come cliente non fissa. Riferisce abitudini e dettagli verosimili. Passione per le camminate. Lui appassionato di fotografia. Lui che affila coltelli per hobby. Una foto di coppia in moto. Dei coltellini regalati per il suo lavoro. Il punto decisivo però è l'avvistamento. Afferma di averla vista martedì 14 tra le 8:15 e le 9, che cammina sul marciapiede ed è davanti alla vetrina in direzione Piazzale Gioberti. Giubbotto scuro, pantaloni scuri, ciuffo più chiaro, mascherina, mani libere, aria triste. Tempo di osservazione reale. Davanti a una vetrina un passante resta nel cono visivo pochi secondi, spesso 2-3. In questo tempo è plausibile cogliere una o due macro caratteristiche: colore del giubbotto, direzione, molto meno una lista lunga, capelli con ciuffo più chiaro, tipo di pantalone, mascherina, mani libere e stato emotivo. Più dettagli dichiara di ricordare, più cresce il rischio di memoria ricostruita. Angolazione e distrazioni. La negoziante osserva da dentro un locale attraverso vetroriflessi mentre lavora. Luci interne, riflessi esterni, merci in esposizione e clienti riducono la risoluzione percettiva. L'assenza percepita di una borsa potrebbe dipendere da tracolla coperta dal giubbotto o dal lato non visibile. Bias post-evento. Prima di raccontare, lei vede articoli e fotografie su siti locali. Dire lo stesso giubbotto della foto segnala ancoraggio visivo. Il cervello completa ciò che in strada ha colto solo in parte. Anche l'attribuzione di un'aria triste in pochi secondi con mascherina indossata è un'inferenza fortemente soggettiva. Granularità selettiva. Ricorda con sicurezza il verso di marcia e il tratto davanti alla sua vetrina verso Piazzale Gioberti. Questo è un dettaglio robusto perché è legato allo spazio che lei presidia ogni giorno. Tutto il resto, borsa sì, no, stato d'animo, è debole senza video indipendenti. Compatibilità con la versione di lui. Lei parla di mani libere, lui dice borsa con documenti e carta. Le due cose non si escludono solo se la borsa è a tracolla e coperta, altrimenti costituiscono frizione significativa. In ottica accusatoria, una frizione su un oggetto così importante sposta l'ago verso la necessità di riscontri oggettivi. Tempistica del racconto. Passano più giorni prima che lei formalizzi quanto visto. In questo intervallo, esposizione a notizie e immagini può aver rimodellato il ricordo. Con lui indagato, questo ritardo pesa. Riduce la forza liberatoria dell'avvistamento. Conclusione sulla negoziante. Moderatamente affidabile solo su identità e direzione di marcia in quella fascia tra le 8:15 e le 9. Poco affidabile su stato emotivo e assenza di borsa. Senza immagini esterne nello stesso slot o altre testimonianze indipendenti che vedano le stesse cose negli stessi minuti, il valore liberatorio per lui è limitato. Rimangono nel quadro complessivo i punti che oggi appesantiscono o alleggeriscono la sua posizione. Il perché dell'allarme non immediato, spiegato con le giornate libere,
ma contestato da chi sostiene che si sia mosso solo su pressione di conoscenti. La coerenza degli orari dichiarati al lavoro con spostamenti verificabili, la compatibilità tra cronologie delle chiamate e percorsi, la storia d'uso degli strumenti di pagamento della donna nell'arco, che va dai primi giorni di dicembre dell'anno precedente ai giorni successivi alla scomparsa, e il significato pratico delle biciclette smontate. Detto in una riga, versione aggiornata e rigorosa, la negoziante non salva lui, al massimo colloca lei in strada in quell'intervallo. Tutto il resto, borsa, umore, dinamiche, in una finestra percettiva di 2-3 secondi non regge senza prove fredde. Sebastiano, secondo Sterpin tu sai tutto e io devo dire che nel 2022 a gennaio, quando ero a Trieste, dissi una cosa: non so se è stato Sebastiano, ma lui sa tutto. Guarda, sentire questa persona che parla di tua moglie, che doveva andare a vivere con questa persona qua, e parlando di una storia d'amore, dove non c'è una foto, un elemento che possa dire. Io dico a questo signore qua che si vergogni. Io chiedo rispetto per mia moglie, perché non c'è qui a rispondere. Capisci? Mia moglie è morta. Questo signore dopo un certo punto dice: io sono l'amante di tua moglie. Ma ti rendi conto di quello che sta succedendo? Sono 3 anni e mezzo passati e siamo ancora di fronte a questa situazione qua. Non stiamo a confondere l'amicizia. Mia moglie e questo signore, che era presidente di una società sportiva molto importante, mia moglie faceva maratone, 24 ore, 100 chilometri, era un atleta. Capisci? Guarda che bella foto che c'è di Liliana. Queste sono le mie foto. Lui non ha una foto di Liliana. Cioè, come fa una persona a dire certe cose senza una prova esplicita? Un'amicizia, sono d'accordo, un'amicizia come tante altre persone, però una storia d'amore. Tu però in passato hai parlato di spiagge per nudisti, diciamo che siete una coppia un po' particolare, molto attuale. Moderna sì. Io sono un fotoreporter, lei era un atleta, conoscevamo una montagna enorme di persone, ci si salutava qua e là. Però tu hai raccontato di avere tutte quelle amiche a cui dicevi ciao amore. Liliana si fosse insospettita o accorta di qualcosa, ti avrebbe perdonato? Con una donna così, cioè era il mio fiore, il mio amore, capisci? Non avrei mai potuto andare con un'altra persona. Allora sicuramente tu eri gelosissimo di lei. No, perché eravamo in sintonia, eravamo una coppia veramente affiatata, 3 anni e mezzo, 32 anni insieme. Abbiamo viaggiato dappertutto, qua e là. Non c'è un elemento, un qualcosa che possa dire che noi... Intanto ci sono dei video che sono spariti quasi ad arte, tra cui un video in cui tu dicevi che andavate insieme a cercare una casa nuova. Ne abbiamo parlato, sono 3 anni e mezzo che parliamo di questo. Noi cercavamo casa, perché in quella casa dove sono ancora adesso io, non stavamo bene, avevamo grossi problemi. E ho detto: Liliana, cerca un altro posto, qualcosa dove poter andare, che abbia un garage, qualcosa. E poi costava una botta. Ma se costava una botta in 2, tu come fai a starci da solo? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.